Buongiorno, benvenuti. Prima edizione dei nostri telegiornali, vediamo insieme i principali titoli. L'Etna torna a farsi sentire, fontane di lava, nube di cenere, allerta rossa per l'aviazione, voli dirottati nello scalo di Catania, mentre il vulcano entra nella fase più intensa della nuova eruzione. C'è l'ok al ponte da parte della Commissione Lavori Pubblici che sblocca la successiva fase di progettazione esecutiva. Gli appalti pubblici siciliani erano in mano ad una organizzazione criminale che ne gestiva la fase esecutiva. Tra i lavori eseguiti male anche quelli sulla autostrada A18. A Messina 6 ai domiciliari. L'organizzazione, sotto la direzione occulta di un imprenditore condannato per concorso esterno in Cosa Nostra, incassava i soldi pubblici attraverso subappalti illeciti, false fatture e opere non a norma. Camera ardente al Policlinico di Messina per Alessandra Frazzica, la più giovane vittima della tragedia di Messina. I funerali in Duomo oggi. A Palermo torna l'emergenza rifiuti, i cumuli di spazzatura invadono strade e marciapiedi anche nel cuore del centro storico, proprio mentre la città è attraversata da migliaia di turisti. A Catania alla scoperta della casba di Cibali, un quartiere che ricorda le medine del Mediterraneo dove il tempo sembra essersi fermato. Calcio, Gabriel Strefezza è un nuovo calciatore del Palermo. Il giocatore sta già volando verso l'Australia per aggregarsi ai suoi nuovi compagni impegnati nella tournée estiva a Perth. Catania sabato l'esordio in Coppa Italia a Vicenza, dove la certezza tattica sarà la difesa a 4. Ufficiale l'arrivo di Perrotta, si continua a trattare per Rocchetti. Bentrovati. Dunque l'Etna torna a farsi sentire e anche a causare disagi. Voli dirottati e allerta massima per l'Etna. 3 aerei diretti a Catania sono stati infatti costretti a cambiare rotta dopo che il VONA, l'avviso per l'aviazione, è stato portato al livello rosso, quindi ai massimi livelli. Gli aerei che erano nello scalo sono decollati, ma 3 voli in arrivo sono stati appunto dirottati: il Ryanair da Roma a Fiumicino e l'EasyJet da Napoli a Palermo, il Delta Airline da New York a Roma Fiumicino. L'eruzione iniziata ieri in serata è entrata nella fase più intensa. Dal cratere voragine si alzano una spettacolare fontana di lava e una vasta nube di cenere. Secondo l'INGV tutto è legato al brusco aumento del tremore vulcanico registrato a partire dalle 21 di ieri sera. E andiamo adesso al ponte sullo Stretto perché c'è il via libera dalla Commissione Lavori Pubblici alla progettazione esecutiva. Il governatore Schifani dice passo in avanti verso la realizzazione di un'opera strategica per la mobilità della Sicilia e dell'intero paese. Tonino De Mano. Nuovo tassello nell'iter autorizzativo del ponte sullo Stretto. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con voto unanime, ha dato il via libera alla successiva fase della progettazione esecutiva dell'opera. Lo ha annunciato il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, guidato da Salvini. A questo punto si potrà procedere con la nuova delibera CIPES e quindi al successivo controllo della Corte dei Conti. Il parere dell'organo consultivo del MIT arriva dopo che il Consiglio dei Ministri ha approvato la delibera con cui ha dichiarato che il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria risponde, si legge, a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. Esprime ottimismo l'amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro Ciucci. Ora esamineremo con i nostri tecnici e progettisti le osservazioni che accompagnano il parere per fornire una pronta risposta tecnica in vista della trasmissione della documentazione al CIPES, ha spiegato. Soddisfatto anche il presidente della regione Renato Schifani, secondo cui il via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici segna un altro passo in avanti verso la realizzazione di un'opera strategica per la mobilità della Sicilia e dell'intero paese. La Regione, ha concluso Schifani, è pienamente impegnata a sostenerne la realizzazione, avendo destinato 1,3 miliardi dei fondi per lo sviluppo e la coesione al ponte. Messina ha smantellato un'organizzazione in grado, secondo la direzione distrettuale antimafia, di infiltrarsi nei grandi appalti pubblici, gestire illegalmente cantieri e subappalti, realizzare opere non a norma e riciclare denaro attraverso false fatturazioni. Al centro dell'inchiesta un imprenditore già condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. 12 le misure cautelari tra gli appalti, anche quelli della A18. Lorena Dolci.
Imprese pulite per vincere gli appalti e un'organizzazione ombra in odor di mafia per realizzarli. La DDA di Messina ha scoperto che con questo sistema sono stati gestiti e realizzati negli anni importanti opere pubbliche per il Consorzio Autostrade Siciliane, l'Ufficio regionale del Genio Civile di Trapani, il Comune di Brolo e la città metropolitana di Reggio Calabria. 12 le misure cautelari. Al centro del sistema ben rodato c'era Francesco Scirocco, un imprenditore di 61 anni, già condannato in via definitiva per mafia e considerato fedelissimo del clan dei Barcellonesi. L'indagine nasce dalla denuncia nel 2021 del rappresentante di un consorzio di imprese. Durante un sopralluogo in un cantiere per lavori di difesa della costa aveva notato l'anomala e minacciosa presenza di Scirocco, che pur non avendo alcun ruolo ufficiale impartiva indicazioni. Secondo gli investigatori, una volta che si erano aggiudicate gli appalti, le imprese mafiose cercavano di ridurre i costi a discapito della sicurezza. Ad esempio, nelle gallerie venivano utilizzati impianti di illuminazione diversi da quelli previsti nel capitolato o venivano applicati nei cavalcavia materiali impermeabilizzanti di qualità scadente, oltre al ricorso a manodopera irregolare. L'organizzazione criminale metteva a disposizione operai, mezzi e attrezzature, controllando di fatto l'esecuzione delle opere. Il gruppo riusciva a drenare consistenti risorse pubbliche anche attraverso il noleggio di attrezzature e false fatturazioni per forniture di carburante mai effettuate. Camera ardente al Policlinico di Messina per Alessandra Frazzica, la più giovane delle vittime della tragedia di Pistunina. Oggi i funerali in cattedrale, proclamato il lutto cittadino mentre proseguono le ricerche degli ultimi 2 dispersi. L'inchiesta sulle cause della tragedia va avanti. Roberta Lunghi. È stata aperta nella cappella del Policlinico Universitario Gaetano Martino di Messina la camera ardente per Alessandra Frazzica, la più giovane delle vittime del crollo della palazzina di Pistunina. La direzione dell'azienda ospedaliera universitaria ha messo a disposizione la cappella per consentire ai familiari, amici e cittadini di raccogliersi in un momento di preghiera e di dare l'ultimo saluto alla 21enne. I funerali della giovane, che lavorava nel bazar cinese e studiava all'Università di Messina, saranno celebrati domani alle 16:30 nel Duomo. Per l'occasione il sindaco Federico Basile ha proclamato il lutto cittadino. Le prime autopsie hanno accertato che Alessandra Frazzica è morta sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate nel crollo. Per Carmelo Leone saranno invece necessari ulteriori esami per chiarire le cause del decesso mentre proseguono gli accertamenti sulle altre vittime recuperate. Intanto continuano senza sosta le operazioni di ricerca tra le macerie dell'edificio crollato nel rione Pistunina. Per il 7° giorno consecutivo vigili del fuoco e squadre di soccorso sono impegnati nel tentativo di individuare gli ultimi 2 dispersi, Santino Magazzù, marito di Rosa Leone, e il collaboratore domestico Lairu. Finora sono 4 le vittime recuperate. Parallelamente proseguono anche le indagini della procura per ricostruire le cause del crollo. È stato interrogato Pasquale Dalì, l'imprenditore edile indagato per omicidio colposo plurimo e disastro colposo, che ha ribadito di trovarsi sul posto esclusivamente per verificare alcuni pilastri e di non avere ancora avviato alcun intervento. Ero lì casualmente, sono una vittima, ha dichiarato agli investigatori. Controlli dei NAS a Palermo, sequestrati 5 quintali di alimenti risultati non idonei al consumo umano, sono stati sequestrati dai carabinieri del NAS di Palermo nel corso di un controllo effettuato in città e in provincia. In alcune gelaterie sono stati trovati alimenti conservati a temperature non conformi e all'interno di contenitori in condizioni igieniche inadeguate. In alcuni casi anche arrugginiti. Elevate sanzioni per un importo complessivo di 23.000 euro. A Palermo torna l'emergenza rifiuti. Cumuli di spazzatura invadono strade e marciapiedi anche nel cuore del centro storico, proprio mentre la città è attraversata da migliaia di turisti. Tra carenza di personale, ferie estive e polemiche per l'aumento della Tari e delle multe, cresce così il malcontento. Marco Gulla. Palermo torna a fare i conti con l'emergenza rifiuti proprio nel periodo clou della stagione turistica. Discariche a cielo aperto anche nel cuore del centro storico, mentre la raccolta differenziata continua a faticare a decollare. Tra carenza di personale, turni di ferie, la RAP non riesce a far fronte all'emergenza. Il risultato è quello che vedete in queste immagini. Ci troviamo nel cuore del centro storico, lungo un percorso attraversato ogni giorno da migliaia di turisti. Io vorrei capire qual è la motivazione per cui questi carrellati
in totale stato di abbandono abbiano sostituito i carrellati precedenti, ovvero sia i contenitori RSU precedenti. Questi carrellati vengono utilizzati in maniera impropria e la RAP con il suo servizio li svuota e li lascia là. Ma qua non c'è nessuna raccolta differenziata, qua è tutto facoltativo. Chi vuole mette il sacchetto. Intanto l'aumento della Tari, la tassa sui rifiuti e le sanzioni elevate grazie alle fototrappole alimentano il malcontento dei cittadini. L'emergenza riguarda anche la scuola Perez Madre Teresa di Calcutta, dove da anni l'ingresso dell'istituto è spesso ostruito dai cumuli di spazzatura. A poco più di un mese dall'inizio del nuovo anno scolastico, insegnanti e famiglie chiedono un intervento definitivo nella speranza che il problema venga finalmente risolto. Mi auspico che a meno di un mese dall'inizio dell'anno scolastico questa problematica venga risolta e che si possa ritrovare un ambiente ordinato e decoroso per gli alunni e tutti coloro che insegnano nell'istituzione scolastica, nonché i residenti. Stangata sui biglietti dei traghetti per raggiungere le isole minori, aumenti del 18% da lunedì 10 agosto. La replica di Federalberghi inaccettabile, anche Confesercenti chiede di sospendere l'aumento. Orazio Longo. €1 in più per i residenti e anche 4 per i turisti, a tratta. Raggiungere le isole minori sarà più caro dal 10 agosto, annunciato l'aumento del 18% dei prezzi dei biglietti dei traghetti. La comunicazione è stata inviata dalla società di navigazione siciliana, secondo cui l'aggiornamento del listino si è reso necessario a causa dell'aumento dei costi operativi, in particolare del carburante, e dell'assenza di misure di sostegno per il settore. Questo significa che se ad esempio oggi per raggiungere Lipari da Milazzo spendiamo da turisti €27, lunedì ne spenderemo più di 30 solo ad andare. Se fossimo residenti ne pagheremo quasi 6 a fronte degli attuali 5, sempre a tratta. I rincari interessano sia i passeggeri sia il trasporto dei veicoli. Inaccettabile, secondo Federalberghi Isole di Sicilia. Riteniamo che il presidente Schifani, l'assessore Arricò e il ministro Salvini debbano intervenire prontamente per sterilizzare questo aumento. Abbiamo inviato una PEC formale nella giornata di ieri perché si tratta di servizi pubblici che garantiscono la continuità territoriale e la mobilità dei cittadini delle isole minori. Intanto da Porto Empedocle il Costanza primo traghetto di proprietà della regione siciliana, molla gli ormeggi per la sua prima traversata notturna alla volta di Lampedusa. In grado di trasportare fino a 1000 passeggeri e 200 autovetture, da subito in servizio permanente per un collegamento quotidiano con i residenti delle Pelagie, lavoratori pendolari e turisti. La Giunta vara la manovrina da 220 milioni. Il disegno di legge di variazioni di bilancio, battezzato Coesione e Crescita, viene trasmesso all'Ars, dove sarà trattato alla ripresa dei lavori dopo la pausa di Ferragosto. Ci sono misure per giovani, imprese, sanità, scuole, messi da parte oltre 300 milioni. Scoppia poi un caso DC legato alla DC e il PD dice pronti a dare battaglia. A Catania c'è un quartiere dove il tempo sembra essersi fermato, un borgo che ricorda le medine del Mediterraneo, è la Casba di Cibali, dove è andata per noi Adelaide Barbagallo. Strade minuscole come la suggestiva via Gelsi Bianchi si snodano tra case terrane e corti comuni. Un tessuto urbano unico, quasi un quartiere nel quartiere. È la Casba di Cibali. Un luogo nascosto, uno dei più antichi e affascinanti di Catania, un microcosmo dentro lo stesso quartiere. Questo fitto labirinto di vicoli stretti evoca l'atmosfera intima delle medine nordafricane e dei vicoli più antichi del Mediterraneo. Pochi residenti, quasi tutti, sono nati e cresciuti qui. Io avevo 86 anni che abito qua, perciò è gente di questo quartiere che non notte a correre. Il tempo sembra essersi fermato, il rombo delle auto, il caos della città non può penetrare in questa oasi di silenzio, luogo ideale per passeggiate culturali e per chi cerca itinerari urbani alternativi, spaccati di memoria della città fuori dai classici percorsi turistici del centro barocco. Alcuni di voi residenti vi siete riuniti nell'associazione Casba di Cibali, perché?
perché amiamo il nostro quartiere, lo vogliamo fare conoscere perché c'è tanto da scoprire. Oggi la Casba vive una fase di riscoperta. I murales colorano e abbelliscono le pareti dei vicoli, mentre alcune abitazioni storiche sono state ristrutturate. Attraverso eventi mirati si cerca di mantenere viva la sua memoria storica. L'associazione si occupa anche della manutenzione dello storico lavatoio pubblico di Cibali, uno dei simboli dell'identità popolare della zona. Tutto a 2 passi dalla chiassosa piazza Bonadies. E se c'è una casba in piena città, come abbiamo visto anche abbastanza pulita, l'incuria e l'inciviltà che vi mostriamo adesso nel servizio di Tonino De Mana non sono molto più lontane. È la triste parabola di Piazza Europa, un tempo salotto buono di Catania. Vediamo. Per il declino di Piazza Europa, un tempo salotto buono di Catania, si potrebbero selezionare diverse immagini simbolo. La caratteristica fontana a secco con gli immancabili rifiuti nella vasca, l'alloggiamento per il defibrillatore mai arrivato, utilizzato come cestino, ovviamente traboccante, le panchine smart vandalizzate insieme al sistema che doveva servire ad irrigare le aiuole, naturalmente in sofferenza per il caldo di questi giorni. Esempi lampanti di una piazza, ostaggio dell'incuria e dell'inciviltà, dove le scene di degrado sono ormai consuetudine. Non siamo qui a puntare il dito contro nessuno, ma il nostro intento è quello di cercare di restituire decoro ad uno dei luoghi simbolo di Catania. Complice l'alto tasso di umidità e il caldo, sono in pochi ad aggirarsi in Piazza Europa, ancor meno quelli che utilizzano le panchine, tra l'altro distrutte e quindi pericolose. Idea carina, però se il risultato è che ci siano tutti questi vetri a terra poi risulta solo pericoloso, più perché è frequentato da tante famiglie, la sera succede quel che succede e poi il risultato è questo. Sono tutte le panchine in cui uno non si può sedere perché sono frammenti di vetro, bottiglie rotte, erba in tutti i posti ed è un'organizzazione sbagliata. Questo ragazzo suggerisce un'idea per fronteggiare la grande calura nelle città, magari ripensando ad una piazza diversa con meno cemento e più verde. Depavimentare, non so se è qualcosa di fattibile, non sono un ingegnere civile, ma facciamo respirare questa terra. La frescura della fontana avrebbe aiutato, ma da queste parti l'acqua non zampilla da un po'. A un anno dalla scomparsa di Pippo Baudo, al chiostro dei Benedettini di Militello Val di Catania ha presentato il volume pubblicato da Repubblica e Riecco a voi, che celebra la carriera del grande conduttore Salvo Cona. Ad un anno dalla scomparsa di Pippo Baudo, Militello in Val di Catania ha reso omaggio a uno dei suoi figli più illustri e indimenticabili. Il chiostro dell'ex monastero dei Benedettini ha ospitato la presentazione del libro E Riecco a voi, un anno senza Pippo Baudo, curato e pubblicato dalla Repubblica. L'iniziativa è stata promossa dal comune di Militello come occasione di memoria collettiva verso un cittadino indimenticabile conduttore. Un uomo che ha dato un contributo alla crescita dell'Italia dal punto di vista culturale, con una visione laica, pur essendo un cattolico democratico e avendo rispetto della Costituzione. Ha dato un'identità agli italiani e io credo che questo sia stato molto importante. Noi abbiamo fatto un bel murale, però contiamo di fare anche altro in sinergia con la famiglia. Il volume, realizzato dalla Repubblica, ripercorre i momenti salienti, le intuizioni e i trionfi di una carriera straordinaria che ha segnato la storia della televisione italiana. Una testimonianza di garbo, di professionalità, di cultura, di comunicazione e anche di impegno politico e civile, ed è questo che in qualche modo cerchiamo di trasmettere, di riproporre con questo libro. L'appuntamento al chiostro dei Benedettini è stata l'occasione ideale per riscoprire il forte legame tra il celebre conduttore e la sua terra natia, celebrando con sincero affetto colui che ha accompagnato intere generazioni di italiani. Addio a Francesco Guccini, il cantautore modenese che definì la Sicilia terra generosa, calda e piena di amicizia. Tanti i suoi concerti nell'isola. Vediamo. Dio che muore nei campi di sterminio, Dio muore.
Anche la Sicilia piange Francesco Guccini, il cantautore modenese scomparso all'età di 86 anni che ha segnato le vite e le speranze di intere generazioni, amava questa terra e la sua gente. Una storia d'amore inaugurata al suo primo concerto a Bagheria nel 78, proseguita sui palchi di Siracusa, Catania e Palermo, consacrata dalle indimenticabili notti al Teatro Antico di Taormina. A Palermo, durante un incontro con gli studenti del conservatorio, aveva descritto la Sicilia come una terra generosa, calda e piena di amicizia. Onde di vita, correva la strada, auto veloce correva, la dolce estate. Negli anni 70 i suoi versi sono diventati veri e propri inni collettivi di una generazione che voleva cambiare la società. Forte la mano, teneva il volante, forte il motore, cantava. Non lo sapevi che c'era l'amore, quel giorno che ti aspettava. Nel 2012 l'addio alle scene musicali per dedicarsi interamente alla scrittura, ma il suo repertorio non ha mai smesso di risuonare. A mantenerlo vivo ci hanno pensato i suoi musicisti storici, continuando a portare in tour anche tra le piazze siciliane le sue canzoni più amate, proprio come è accaduto lo scorso anno ad Acireale. La fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia. Adesso, tra poco, lo sport. Torniamo in studio. Gabriel Strefezza è un nuovo calciatore del Palermo. L'ufficialità del club rosanero è arrivata ieri. Marco Gulla. Adesso è ufficiale, Gabriel Strefezza è un nuovo calciatore del Palermo. Il club rosanero ha annunciato l'arrivo a titolo definitivo dell'esterno offensivo brasiliano dall'Olympiacos, mettendo a segno uno dei colpi più importanti dell'intero mercato di Serie B. Strefezza è pronto a raggiungere i nuovi compagni in Australia, a Perth, dove il Palermo è impegnato nella tournée estiva. Il classe 1997 arriva per colmare una delle principali lacune della rosa, quella dell'esterno destro d'attacco. Domani per il rosanero amichevole contro il Melbourne City iniziano le prove generali in vista dell'esordio stagionale in Coppa Italia contro il Lecce del 17 agosto al Barbera. Insomma, in questo momento ancora di preparazione, anche se fra 12 giorni avremo la prima partita ufficiale e bisogna cercare di mettere minuti nelle gambe. Avremo 2 amichevoli molto belle da cercare di fare al meglio per poi preparare bene, insomma, le 2 partite del 17 e del 23 che ci aspettano nel nostro stadio. Mercato in uscita. Il futuro di Jacopo Segre è ancora incerto. Il Verona avrebbe messo sul tavolo una prima proposta da 750.000 euro per il centrocampista rosanero, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno del 2027. Al momento non risultano contatti diretti tra le 2 società. A muoversi soprattutto è l'agente di Segre, al lavoro per avvicinare le parti. Ancora tutto in stand-by invece per Brunori, il suo ingaggio allontana le pretendenti. Anche il Catania è alle prese con gli allenamenti, la difesa a 4 e la certezza in vista della partita contro il Vicenza. In gruppo anche il nuovo arrivo per Rotta. Marco Carli. Solo sedute mattutine, prettamente tattiche, quella già svolta e quella fissata per la mattinata di venerdì. Sarà l'ultima prima della partenza per Vicenza e rappresenterà anche la fine del proficuo lavoro in terra umbra. Dopo la partita di Coppa Italia, infatti, il Catania tornerà a faticare in sede. Longo, come i giocatori e la società molto colpito per la morte del piccolo tifoso Nicolò, continua a lavorare per far assimilare i suoi principi tattici, fatti di una certezza assoluta, la difesa a 4. Poi 3 centrocampisti e 3 giocatori offensivi con 2 esterni e una punta centrale. L'alternativa è il 4-2-3-1. Insomma, i sistemi che più di tutti hanno rappresentato Longo nelle ultime stagioni. A Vicenza, Ierardi e Allegretto dovrebbero agire al centro della difesa. Sicuro Corbari, che come previsto in un centrocampo a 3 può dare molto di più e sta facendo vedere di poter essere quello di Entella. In avanti, probabile l'impiego in avvio di Lunetta e Cicerelli. In ritiro, dal pomeriggio di mercoledì c'è Perrotta, per cui è arrivata l'ufficializzazione
rinnovazione, confermato un anno di contratto, più l'opzione per il secondo, per un giocatore che porta in dote le caratteristiche che servono per la difesa di Longo. A Vicenza ci sarà anche lui fra i disponibili, qualche passo avanti anche per Di Gennaro, per cui si attende, anche alla luce del mercato, di arrivare al pieno e totale recupero. A proposito di mercato, i contatti con l'entourage di Rocchetti e con la Cremonese continuano per definire i termini di un accordo, in attesa di Noia, che dovrebbe sistemarsi presto altrove. Bene, questo era l'ultimo servizio, ricordiamo la notizia di apertura, ovvero l'Etna che torna a farsi sentire con fontane di lava e nubi di ceneri che questa volta interessa anche l'aeroporto Fontanarossa di Catania, dove l'allerta Vona legata appunto all'utilizzo dello spazio aereo è salita in codice rosso, quindi ci sono dei disagi legati ai voli in partenza o in arrivo. Ovviamente maggiori informazioni nel corso del prossimo telegiornale di Antenna Sicilia alle 13:30. Io adesso vi lascio alla rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi, una buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.